Sono tutti da chiarire i motivi e i contorni dell'accoltellamento avvenuto nelle prime ore della giornata lungo viale 11 febbraio a Bassano. La vittima dell'aggressione è un uomo sessantenne del posto, ricoverato in condizioni giudicate non gravi al vicino ospedale. Il fatto è avvenuto lungo una strada solitamente molto trafficata che costeggia gli uffici delle poste centrali e attraversa la città, ma l'orario erano circa le 7 e l'assenza dei flussi legati alle scuole superiori rende più difficoltosa la ricerca di testimoni che possano aver visto qualcosa. Su quanto accaduto indagano i carabinieri, arrivati nella zona con una dozzina di militari per setacciare i condomini presenti alla ricerca di elementi chiarificatori. Sulle indagini rimane un riservo strettissimo da parte dell'Arma, che al momento ha solo confermato il fatto. Ma anche sulla dinamica e sul movente i dettagli sono da chiarire. Il sessantenne avrebbe subito delle ferite sulla spalla e sulla scapola, fatto che farebbe pensare ad un'aggressione da dietro. Resta da verificare se i due si conoscessero e se ci fossero motivi che abbiano portato all'aggressione o se, come nel caso avvenuto a Treviso, che ha avuto come vittima il direttore generale dell'ULSS 7 Carlo Bramezza, sia stata una violenza cieca e casuale. Dopo le risse avvenute di recente in orario serale e notturno, ora a Bassano si alza ulteriormente la guardia.